Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, ritorno, siamo al Vicente Calderón, Atletico Madrid-Real Madrid 1-1 dopo la gara d'andata, quindi un buon risultato al Santiago Bernabéu. Ragazzi, stiamo opzionando Yaya Touré e vediamo di prendere Eriksen. Come avete detto, come avete consigliato Eriksen, io vado su Eriksen. Vai Fioi, il ritorno. Vediamo se riusciamo a portare già un trofeo all'Atletico. Il nostro obiettivo è cercare di fare una bella stagione anche nella Liga. Siqueira, Timo Werner, Mario Mandzukic, Khedira, Hernandez, El Chicharito, Gareth Bale, occhio a Gareth al porco di Gareth, Ronaldo! Mamma mia, Cristianino Ronaldo. Di testa, Thiago, autore del gol dell'Atletico. Attenzione Timo, vogliamo il grande Timo, Turan, la mette in mezzo, Griezmann, Werner non ci arriva per niente, il piccolo Timo ragazzi, il piccolo Timo, El Chicharito, Cristiano Ronaldo, El Chicharito, Cristiano. Palo scandaloso del Madrid. Palo scandalosamente scandaloso. Stiamo soffrendo adesso rigore. Calcio di rigore, ma dai. Rigore per il Madrid. Incredibile. Laporte fa un brutto fallo. Pazzesco. Pazzesco. Cristiano. Scaveto di CR. 1-0 Real. 1-0 Real. Sarà dura ragazzi, sarà durissima questa liga. Santiago Bernabéu è impietrito ragazzi, impietrito il Calderón. Ronaldo punisce. Thiago. Il Timo. Vai Timo. Boom! Iker Casillas. Rodriguez. Garrett. Bale. Hernandez. El Chicharito. Rodriguez. James. Stiamo rischiando di buttare via per colpa dell'andata. Niente, con il Madrid è così ragazzi, Attenzione. Arbeloa. Cristiano Ronaldo, numero di Ronaldo. Sta giocando bene Real Madrid. Andata scandalosa, ma il ritorno lo sta giocando purtroppo. Non riusciamo a fare niente. Ronaldo recupera Gabi. El Gabi per El Chicharito. El Chicharito. Mamma mia che sofferenza. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda. Questo giocatore sta attraversando veramente un ottimo momento di forma con il suo allenatore che sembra convinto possa continuare su questi livelli. Occhio Fioi. Bravissimo. Però stiamo soffrendo. Si soffre ragazzi. Si soffre il Vicente Calderón. Dai cazzo, un po' di grinta. Dai un po' di grinta. Occhio. Gol del Real. James Rodriguez, Eurogol 2-0, è finita ormai. Incredibile, perdiamo il primo trofeo stagionale. Werner di rabbia. Dopo una bella gara d'andata, crolliamo nel ritorno in maniera devastante. E si crolla, Beppe, e si crolla.
È il Cri, è il Cri, è il Cri, è il Cri. È il Cri numeri, ma veramente non riusciamo a fare niente in questo momento. C'è solo il Madrid. Solo il Madrid, c'è solo il Madrid. Werner sta giocando bene, Timo Mandzukic, Mario, Mandzukic, 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 Mandzukic. Mandzukic è un giocatore che male male. Attenzione Ronaldo, Ronaldo, mamma mia che imbarcata, mamma mia l'imbarcata, mamma mia che disastro, super imbarcata. È una bella doppietta, ma troppo spazio, troppo passivo l'atteggiamento della difesa. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Scusate ragazzi, a sto punto ne approfitto per mandare un attimo un messaggio, tutto in diretta ragazzi, io non taglio niente in questa partita di merda. 3-0, mamma mi ha preso proprio le bombe Fiori, Timo, vai Timo, non pensavo a una catastrofe del gioco, fare 4 gol devo fare. Timo, Vuole il contrasto, recupera il pallone. 3-0 veramente pesante. Severissima, 3-0 dopo i primi 45 minuti. Inizia la ripresa, vedremo se sarà a senso unico. Timo, il piccolo Timo, il piccolo Timo. Non mi convince Mario Mandzukic, però non mi convince, non mi ha mai esaltato più di tanto. Salta bene il difensore. Thiago, Che dire? devo cambiare modulo anche, però Ronaldo. Mamma mia cosa sta succedendo al Vicente Calderón, disfatta dell'Atletico, i conchoneros proprio non esistono. Timo vuole salvare la faccia, Timo, Werner, mamma mia che 4-0, mamma mia che 4-0 brutto. Juan Fran, calcio d'angolo. Cerchiamo di salvare almeno la faccia ragazzi, cerchiamo di salvare almeno la faccia, Gabi. Facciamo un po' di cambi, mi dispiace, Fiori veramente non me la... Dopo un'andata così bella non mi aspettavo un ritorno così brutto. Mettiamo il Nigno. I padroni di casa si preparano al campo. Signori, vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Però cambio modulo. Cristiano Ronaldo, c'è un'ottima rete di passaggio. Arrivano in sovrapposizione. No, Griezmann. Sì, devo cambiare modulo assolutamente. Griezmann è poco protagonista in questo modulo. Proprio mettere l'attaccante sinistro. E vediamo Mandzukic. Io vorrei provare Kane, però proprio fare una squadra giovane del Tottenham. Vediamo. E magari rinunciare al trequartista, perché comunque vedo che pompa bene il buon Werner. È uno dei migliori, è stato. Attenzione Griezmann, Antoine fa un numero scandalosamente bello. Antoine, dopo però non riesce. Goretzka, Timo, Gabi, sbaglia tutto Gabi. Deve arrivare presto Yaya Touré, Fioi. Sconfitta veramente brutta questa. Attenzione il Larramendi, sempre difficile da pronunciare sto porco. Sentite i fischi ragazzi. L'ex allenatore del Liverpool che ha vinto tutto in Premier sta facendo una figura di merda con l'Atletico. Attenzione per Timo. Niente da fare. Almeno un gol cazzo per salvare l'onore. Non avrei mai pensato di giocare così male al ritorno.
Ma non riesco proprio a fermarli, ma guarda che roba. prendono il controllo del pallone. Cristiano Ronaldo. Azione da Guarda. si stanno confermando nel loro Guarda, guarda, guarda. a spazio per tirare. Portiere pazzesco, ragazzi. Gol di Isco scandaloso, vabbè. 5-0, mai perso con un distacco così elevato. Imbarcata generale. Imbarcata generale. Ci sono ancora 8 minuti da giocare. Mamma che imbarcata. Mamma che imbarcata. Bale, Gareth, mamma mia. Era l'occasione per consolidare Mamma mia, raga. Sconfitta senza appello. la porta. Torres e il Nigno. Uscita del portiere. Fischi spaventosi, Veneziano è scioccato. Werner. Werner. Per Nigno. E il Nigno. Fallo. Fallo sul Nigno. Una punizione da posizione interessante. Arriva il giallo. Fallo sul Nigno, ma ragazzi, l'è proprio dura. Scelta. Gabi. D'ora in avanti. Palla sul muro. Sbagliata anche questa. Cross abbastanza brutto Griezmann. E finisce nella maniera peggiore possibile. Goleada del Madrid. Manita scandalosa. Gabi. Conquistano un buon pallone a centrocampo. Manita scandalosa. 5-0 ragazzi, non so cosa dire, comincia in maniera disastrosa questa stagione, dopo un'andata meravigliosa, un ritorno spaventosamente brutto. Raga, vabbè, non pensiamoci, un saluto dal Cumendone veneziano, però questa sconfitta deve veramente metterci con i piedi per terra e capire che dopo gli anni di Liverpool dobbiamo farci il culo così, siamo partiti male con Liverpool il primo anno e poi abbiamo vinto la Premier. Ragazzi, cerchiamo di invertire subito la rotta. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao ragazzi, seconda partita con la Madrid di campionato. Io pensavo di fare solo la partita di Supercoppa, ma dopo lo 5-0 ho detto no, fatalità prima giornata di campionato al Bernabeu, Real Atletico di nuovo. Quindi oggi ci spariamo anche la seconda partita. E vabbè, ragazzi, nuovi acquisti, Touré a centrocampo e Kane in attacco, quindi Griezmann, Kane in attacco, Werner, Koke, Goretzka, Touré, Sichera, Godin, Laporte e Juanfran Moya. Squadra un po' particolare, un po' diciamo sforzata, ma voglio portare questi giovani al successo. Purtroppo il 5-0 di prima ci ha un po' lasciato sconcertati, adesso giochiamo in maniera più umile e vediamo questo modulo qua se riusciamo a fare qualcosa, ragazzi. Mi dispiace perdere così la Supercoppa. Sembra dunque che sia arrivato il momento per Però adesso c'è Yaya Touré, il mercato chiaramente è strachiuso. Siamo, come dice Galliani, ultra competitivi, a posto così. Solo che insomma questa squadra è molto più forte del Milan, ma chiunque squadra è forte del Milan. spezzato bene qui il gioco avversario, ha recuperato palla nella zona mediana del campo. Lottano per conquistare il pallone. Bale. Si avvicina all'area. Dai ragazzi, Chiesa GG. chiude bene il triangolo. Attenzione subito al Madrid, fuori di niente. Mamma mia ragazzi, sveglia però. Ragazzi, primo tempo difficile. Il Real ha giocato meglio. Il Real Madrid che può battere il calcio d'inizio della ripresa. È una sofferenza infinita. Total sufferance. Dopo una Supercoppa così non me l'aspettavo proprio. Secondo tempo dobbiamo assolutamente tenere almeno il pareggio. Cerchiamo. Aia. Attenzione, attenzione, attenzione. Gollazzo del Real, mamma mia. Mamma come gioca il Real. Si riparte dunque con il Real Madrid che resta in vantaggio. Griezmann. Griezmann. Griezmann si invola, Griezmann si invola, Griezmann si invola. Griezmann si invola. Griezmann. Antoine! Antoine pareggia subito, ma il joystick si spegne. Cosa ha fatto Antoine però? Cosa ha fatto Antoine? Cosa ha fatto Antoine? 1-1 signori, 1-1. Importante in questa partita, ma non può Antoine Griezmann, 1-1 subito. Uno squarcio nella difesa madrilena. Benzema Karim in questo derby.
Attenzione, Antoine ancora, si esalta Antoine da attaccante, si esalta Antoine, ancora Antoine, peccato. Marcelo. Werner è tanto giovane, ragazzi, Goretzka anche, stiamo rischiando chiaramente, stiamo rischiando. Ma io voglio stupire il mondo, ragazzi, con una squadra di pazzi. Marcelo. Bravissimo Timo, e Timo la dà a Antoine vede Goretzka, vai Goretzka, e Goretzka fa il numero, Koke, Touré, Yaya Touré, fuori di Yaya, ma ci siamo, nel secondo tempo ci siamo, cazzo. Tra poco facciamo i cambi, tra poco cambi kumendiani. Devo far crescere questi giovani, farli aumentare i parametri. Marcelo. Apre il gioco. Benzema. Occhio. Isco. It's gone, na 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 na, from here, it's gone. Bravissimi. Merda. Cambi, dai, facciamo un po' di cambi. Allora. Mettiamo in campo Mario Mandzukic per Kane. E mettiamo Turan per Goretzka. Dai. Khedira. Attenti che anche un pareggio va bene a Santiago Bernabéu. Giochiamo meglio fuori casa, comunque è pazzesco. In ogni caso, Ecco il tiro. bravissimi, dai. Del portiere che Bravi fioi. Antoine è solo. Antoine può sprigionare la sua velocità paurosa. Antoine. Fallaccio su Antoine. Oh. per l'Atletico Madrid. L'allenatore sceglie un doppio cambio. Siqueira. Koke. Ottimo il El Sique. supera il contrasto. Vai Siqueira. Vai con E. E con E. Con Koke. Sì, vabbè, ciao figlio del cubo, è andato ufficiale. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati Perché abbiamo sbagliato quella partita di Supercoppa di ritorno? Perché? Occhio però, occhio Beppe. Isco. Ecco il tiro. No! Il gol del Real. Deviazione scandalosa, gol del Real. Che culo di merda. Che culo di merda. 2-1. Antoine prova l'azione solitaria come l'1-1. Antoine ancora. Antoine spaventoso. Antoine! Occhio al rimbalzo. Grande intervento. Incredibile gol del Real. Che culo però. Werner. Il preferito del Cume, ragazzi. Proviamo offensiva agli ultimi minuti. Non stiamo iniziando bene questa Liga dal punto di vista del risultato. Manovrano elegantemente. Mi spiace perdere subito la prima del derby, porca troia. Ottima chiusura difensiva, situazione che Sarà molto dura questa Liga. è arrivata la segnalazione. Sarà molto dura. Situazione irregolare. Azione di gioco è stata molto Bravissimo, Juanfran recupera bene. Era po' sbagli in maniera beffarda. Touré. Vai, Touré deve amalgamarsi la squadra, chiaramente Touré. Non va. Turan. Bravissimo Turan, vede Touré. Niente da fare. È andata così, ragazzi, 2 sconfitte, questa è un po' meno pesante, ma sempre disastro puro, ragazzi. Un gol a deviazione così è beffarda. Dai. Raga, inizia un po' così, ma la squadra comunque può chiaramente migliorare tantissimo. Un saluto dal Comendone Veneziano. Ciao!